Tra i compiti più importanti dell'Associazione Italiana Sommelier, oltre evidentemente alla comunicazione della cultura del vino, c'è quello della formazione, la formazione dei propri associati e la formazione dei propri docenti. In particolare in questi giorni siamo a Gradisca di Sonzo a sviluppare uno di questi moduli di comunicazione riservato tanto a quelli che sono già i docenti dell'associazione quanto a quelli che intenderanno diventare comunicatori del vino. Questo è molto importante, questo profilo didattico, poiché oggi c'è una grande necessità nel mondo del vino di comunicare con un linguaggio facilmente fruibile non soltanto agli addetti ai lavori, ma anche al grande popolo del vino. C'è statisticamente parlando una grande crescita di persone che hanno necessità di documentarsi, di informarsi. Quindi l'associazione deve essere sempre pronta comunque a dare il proprio appoggio, la propria collaborazione ai produttori di vino, alle istituzioni, anche attraverso questi moduli formativi, che ripeto sono molto importanti perché riguardano un percorso significativo. I nostri docenti formati in questi 2 giorni saranno persone che avranno la competenza e il ruolo di andare a divulgare tutte le attività didattiche dell'associazione, che vanno dall'abbinamento cibo-vino, dalla degustazione del vino, fino proprio alle esperienze specifiche di servizio del vino a tavola dei clienti. L'Associazione Italiana Sommelier si occupa da quasi 50 anni di cultura del vino, di divulgare la cultura del vino. Uno dei talloni d'Achille che mi sono accorto acquisendo questo mandato da presidente è che questa nostra associazione molto spesso non riusciva a comunicare efficacemente all'esterno tutte le cose che faceva. Per analogia, in questi giorni siamo in Friuli Venezia Giulia, è una regione che a me sta particolarmente nel cuore perché sono un grande amante delle tipologie di territorio, di questi vitigni che nascono da quest'area geografica che ha una connotazione ambientale assolutamente affascinante, quindi le montagne, il mare, quindi le sensazioni particolari del suo territorio. Mi sono accorto di questo, che questa regione, i produttori di questa regione hanno qualche difficoltà a comunicare le eccellenze di questo territorio. Quindi è una difficoltà comune in effetti a molte aree geografiche. C'è, ripeto, scarsa conoscenza di queste tipologie di vini. Si pensa al Friuli come una terra vocata soprattutto alla produzione dei vini bianchi, mentre invece in realtà si scoprono cose molto interessanti, dei grandi vini rossi, dei vini passiti, dei vini dolci di grande eccellenza e da qualche anno anche delle bollicine di grande talento, di grande valore. Quindi cosa vuol dire? Io credo che la nostra associazione, qui l'Associazione Italiana Sommelier, possa essere un momento di comunicazione efficace per i produttori. Credo che assieme i sommelier, le istituzioni, i produttori possono fare delle cose molto significative per la divulgazione, ma non soltanto in Italia, ma nel mondo intero delle eccellenze di questo territorio. Ecco, dobbiamo veramente imparare sempre di più a fare sistema. Credo che questa parola sia la chiave di volta del nostro messaggio. Friuli Venezia Giulia è una terra che ha sempre espresso dei professionisti di grande valore sotto il profilo della sommellerie. È una terra che anche oggi riesce a collocare i suoi personaggi di riferimento in ambiti altamente rappresentativi. Non è casuale il fatto che il mio vicepresidente, quindi la persona che è maggiormente a contatto con me nella conduzione dell'Associazione Italiana Sommelier, è proprio un friulano, quindi Renato Paglia, che per molti anni è stato presidente di questa area territoriale dell'Associazione Italiana Sommelier. Grazie a lui credo che oggi i sommelier di questo territorio, che già, ripeto, nel tempo hanno dimostrato un grande valore, potranno sicuramente mettere in campo delle vere e proprie eccellenze. Hanno dimostrato di essere in grado di comunicare efficacemente i prodotti di questo territorio, prodotti che abbiamo già ricordato, ecco, sono di grande valore, sono di grande appetibilità, hanno proprio necessità di ambasciatori, di persone che apprezzino questo territorio, conoscano questo territorio e si facciano artefici della divulgazione all'esterno della validità. Quindi in questi giorni stiamo apprezzando, grazie a questo seminario di aggiornamento per relatori e per degustatori, stiamo realmente apprezzando il valore di questi nostri colleghi.